prossimità. Ci siamo organizzate per essere presenti in ogni realtà di lavoro, non ci accontentiamo di comunicare con volantini, vogliamo incontrare le persone, raccogliere le loro esigenze, sentire il loro punto di vista. Un prezioso contributo che ci consente di avere uno sguardo dentro i luoghi di lavoro, di conoscere a fondo le diverse problematiche ed essere poi preparati e propositivi nei tavoli dove le questioni vengono assunte ed affrontate. Essere sindacalisti della CISL significa non fermarsi alle richieste, alle denunce e alle rivendicazioni, ma avanzare puntuali proposte e trovare con la controparte, anche quando le posizioni sono distanti, la giusta mediazione, senza mai tradire il mandato ricevuto. Non vogliamo degli esecutori, ma dei protagonisti delle politiche che intendiamo perseguire. Pratichiamo una leadership diffusa, per sollecitare la motivazione e sostenere lo spirito di iniziativa e diamo il doveroso riconoscimento e la giusta visibilità per i successi di cui sono stati attori. Condizioni indispensabili per il raggiungimento dei risultati. Per noi è indispensabile valorizzare i talenti. Ci impegniamo e ci impegneremo ancora di più ad organizzare percorsi formativi per accrescere le competenze e consentire a tutti, in particolare alle RSU e alle sezioni aziendali e sindacali, di svolgere appieno il ruolo di agente contrattuale e punto di riferimento affidabile per i lavoratori. Questa attenzione e questo impegno alla crescita della nostra dirigenza ci ha consentito di garantire il ricambio generazionale. Pur in un contesto non semplice come quello che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo, abbiamo proceduto al rinnovo delle cariche di segreteria in 3 territori. Non sono sempre passaggi indolori questi nelle organizzazioni, noi li abbiamo affrontati con serenità e nella massima condivisione e questo risultato ci consentirà di essere ancora più forti e più uniti nelle sfide che abbiamo di fronte. Voglio ringraziare chi ha accettato con disponibilità e umiltà il nuovo incarico e chi, pur avendo smesso responsabilità di rilievo, continua il lavoro di sindacalista con il medesimo impegno e la stessa passione di prima. Mi fa piacere ricordare il lavoro di quanti sono andati in pensione e di chi fra loro continua a collaborare con la federazione. Nomino solo uno, ma in mente li ho tutti. Mario, per la meritevole azione di rappresentanza dei lavoratori della regione e non solo, per l'attaccamento che dimostra e per la memoria storica della nostra organizzazione.